Marek Hamsik ha stretto tante amicizie nel suo periodo a Napoli, però noi siamo in compagnia di Francesco Pezzone, l'amico di Marek Hamsik. Francesco, innanzitutto ti ringraziamo perché tu sei restio a parlare, mai ti si è visto in TV. Grazie a voi, sì è vero, sono molto restio, anzi non mi è mai capitato e Ciro non so neanche come sei riuscito a convincermi. Forse era giusto fare questo passaggio per questo grande evento che ci sarà il 5 luglio. Francesco, me lo racconti il tuo rapporto con Marek? È un rapporto che ormai dura dal secondo giorno forse che Marek è venuto, io l'ho conosciuto forse il secondo giorno che è venuto qui a Castelvolturno, a Napoli e niente, un rapporto costruito sulla fiducia, sul rispetto e sulla condivisione. Ne abbiamo condiviso tanti momenti belli insieme, qualcuno anche brutto, qualche sconfitta, diciamo, però sono stati veramente tanti momenti bellissimi trascorsi insieme che ancora trascorriamo, perché ci vediamo, non dico come prima quotidianamente, ma ci vediamo spesso. Ecco, hai parlato del rapporto che avete e hai detto l'ho visto dal secondo giorno. Sì. Marek arriva qui, viene presentato, cresta alta, un ragazzo di 20 anni, timido, gracilino. Cosa hai pensato quando l'hai visto per la prima volta? Che siamo due timidi. No, sì. Essere sincero, sì, la prima volta fa un po' effetto perché avere in quel periodo, anche se non era la musica che abbiamo poi conosciuto a Napoli, l'esplosione l'ha avuta qui a Napoli, però l'ho visto forse il primo giorno che l'ho conosciuto come il calciatore. Poi se il nostro rapporto è durato e si è rafforzato sempre di più è perché io non lo vedevo più come calciatore. Per me in campo, quando scende in campo era il calciatore, ma quotidianamente per me era Marek l'amico della porta a fianco, cioè l'amico semplice di quello là che tu vedi come tanti altri amici. Marek ha fatto una scelta di vita. Sì. È venuto qui a Castelvolturno, ci è rimasto, Castelvolturno è diventata casa sua. Spesso l'ho detto nelle varie interviste che ha fatto, lui già dal primo giorno era deciso, non voleva fare ore di auto, voleva rimanere concentrato e stare più vicino possibile al centro sportivo di Castelvolturno e così è stato poi. In campo lo conosciamo tutti, ma nella vita privata Marek com'è? Un ragazzo semplice, buono, sensibile, ha tanti pregi, forse anche timido, molte volte può sembrare non scostante perché non lo è, però la sua timidezza lo porta ad essere un po' chiuso e può sembrare che non è quella persona che tutti noi amici più stretti conosciamo. Marek è un simpaticone, Marek è affettuoso, Marek ha veramente tantissimi pregi. Però non vuole mai perdere. No, non vuole mai perdere, ma anche se gioca con noi a come si chiama, a sasso carte forbici, non esiste che deve perdere, non finisce finché non vince. Anni fa facevamo dei tornei a casa di mio fratello con la Wii, che uscirono quei giochi e la prima sera che ci riunimmo tutti quanti incominciamo a giocare. Lui non vinse, forse arrivò secondo, terzo, ma non gli bastò. Il giorno dopo andò da Euronics, comprò tutto l'occorrente e per 4-5 giorni non organizzò niente. Poi dopo ci disse: ragazzi, quando è che riorganizziamo un'altra volta un torneo? E vedemmo una trasformazione in lui nel giocare che poi capimmo e poi ci fu detto da lui che aveva comprato tutto l'occorrente per esercitarsi. Si era esercitato. Sì. Ecco, ne avrai sicuramente tanti di aneddoti, raccontacene qualcuno. Sono tanti e tanti rimarranno dentro di me perché sono rapporti, cioè sono delle cose che preferisco tenerle per me.
Però ti dico che il primo mio tatuaggio l'ho fatto per una scommessa fatta con lui, e anche il secondo. Il primo facciamo una scommessa io, lui, mio fratello Walter Gargano e mio cugino Rino, che in caso di vittoria, nel 2012 parlo della Coppa Italia, avremmo fatto un tatuaggio, cosa che si avverò. Lui segnò anche, euforia alle stelle. Quei giorni non si poteva mantenere dalla felicità, e mi fa: Fra, mi accompagni che dobbiamo andare da Enzo Brandi a fare il tatuaggio. Io pensavo che avrà dimenticato che devo fare pure il tatuaggio. Comunque si fa il tatuaggio e poi dopo, appena finisce, fa: vai Fra, tocca a te. Io gli dico: ma perché veramente lo devo fare? E lui dice: certo lo devi fare, come no? Lo dobbiamo fare tutti. E infatti mi trovo questo tatuaggio qua, che è la Coppa Italia, e non avevo tatuaggi. Il secondo invece ce lo facciamo l'anno dopo, facciamo un'altra scommessa, che se lui va in doppia cifra ci facciamo un tatuaggio uguale, ed è questo qua, che poi dopo a Bologna lui segna, va in doppia cifra e mi fa il segno così, mi dice: preparati perché dobbiamo fare il secondo tatuaggio. E sì, poi ce ne sono tanti altri, tipo quando una volta uscendo dallo stadio, una partita serale, non mi ricordo contro chi, contro una big, vincevo contro una big, e lui, anche lì era al settimo cielo, e mi dice: Fra, accostati un attimo, che vicino al signore che vendeva bandiere e sciarpe. Abbassa il finestrino e fa: la sciarpa più bella è quella che c'hai con quel ragazzo con la cresta. Quello incredulo si bloccò e disse: ma che siamo sic? E alla fine mentre poi stavamo andando via, prese la sciarpa e gliela regalò. Anche questa era una cosa molto simpatica. Hai mai temuto che potesse andare via? Lui ha sempre rifiutato ogni destinazione. Nei 12 anni e mezzo che è stato a Napoli, ogni anno suonavano sirene, e ti dico che ci sono state squadre come il Milan che veramente c'è stato molto vicino, e se non è successo è perché veramente lui non ha avuto mai intenzione di andare via. Infatti abbiamo la scena a Dimaro, quando tutti fanno chi non salta è milanista, e lui inizia a saltare come un pazzo. Lì non dico che il Milan c'era tanto vicino, però ci stava veramente un forte interesse, come ci stavano anche tante altre squadre, la Juve più volte e anche tante altre squadre. Lo hai detto all'inizio, questa intervista tua è in particolar modo perché c'è da fare, è stata fatta perché c'è da festeggiarlo il 5 di luglio a Bratislava. Sì. E allora noi siamo soliti chiudere le nostre interviste facendo sì che davanti a te ci sia proprio lui. Il tuo saluto a Marek. Il mio saluto, vabbè. Io con Marek quasi mi sento quotidianamente, o se non ci sentiamo telefonicamente con un WhatsApp. Però ci vediamo il 2 luglio, perché arrivo il 2. Ti raccomando, preparami una bella sorpresa, una bella bracciata, facciamo insieme, ci ubriachiamo e poi dopo il 5 ce ne andiamo tutti quanti a Bratislava per questo bellissimo evento, dove rivedremo tantissimi amici, suoi amici di squadra, ma parecchi di loro anche io ho un buon rapporto, e mi farà molto piacere abbracciare parecchi di loro, che alcuni di loro non vediamo da un bel po'.